Allora, siamo convinto col doppio schermo così. Allora, Gianmarco, noi abbiamo avanzato un pochettino oggi. Sì. Siamo arrivati qui si sta lavorando e si sta facendo l'autostrada. Il tuo obiettivo attuale qual è? Già, il mio obiettivo attuale è sopravvivere. Prima di tutto è che il gioco comunque è abbastanza impegnativo, brutale e va bene così. Dico a livello proprio di quest principale, A cosa livello ti di chiede? quest, mo sono arrivato qui e c'è il laboratorio che mi chiede di fare queste due cose qua. Ok. Andiamo subito a vedere. Mi ha dato due quest di storia e c'è una quest di storia principale grossa. Dice vai nella tua stanza per riposare, perché prima quando siamo usciti da qui ci hanno detto oh Sam, vattene a riposare. Ok, quindi mo parte qualcosa magari. Però possiamo iniziare le missioni qui, quindi fino a quando non entro lì dentro non parte la cutscene e quella me la vedo domani. Allora, sono apparse le missioni secondarie dove ti danno il voto e tutto. Abbiamo ordini standard, consegna un dispositivo di crittografia oppure ripristina la miniera di Colle Fumo. Il personale dell'osservatorio ambientale occidentale ti ha chiesto di ripristinare una miniera nelle vicinanze in modo che possa fornire materiali da costruzione. Una volta accettato quest'ordine non può essere annullato. Consegni i seguenti materiali per ripristinare la miniera di Colle Fumo. Leghe speciali 480. Quindi dobbiamo portare alla miniera che è qui. Ok, 332 metri. Allora, ci impostiamo la rotta. Ok. A risalve a tutti voi. A risalve. Lo sto preparando un attimo il viaggio così. Andiamo qua, bello diritto per diritto. Va bene così. Leghe speciali 480. Mettete lo zaino. Allora ci dobbiamo un attimino sistemare le cose. Allora questo è quello di storia, un fucile d'assalto ce lo teniamo, questo cosa. Posso qui no, facciamo così. Fucile d'assalto e un fucile a pompa ce li teniamo. Tutto questo è carico come furgone di Bartoli. Sì. Viaggio minimo. Ma lui è sempre Porto Bridges. Devo viaggiare, ottimizzo così faccio più punti ogni singola volta, almeno così non abbiamo problemi. Allora questo lo metto nell'armadietto privato e ce li veniamo a prendere dopo. Sistema il carico e se va. Zaino fatto. Questo è il corriere di ogni paese quando ci switch 2. Super carico. Ho sbloccato altri potenziamenti, altre cose, ma vabbè. E fabbrica attrezzatura, esoscheletro da battaglia, aumenta anche la capacità di carico e ti permette di trasportare 60 kg in più. Questo non è male, lo zio. Quindi Gianfranco, questo non è niente male. Le facciamo così. Ci facciamo, perché prima l'avevo letto che era solo da battaglia, non avevo capito che aumentasse anche il peso trasportabile. Va benissimo. Allora, che minuto, ma dovrebbe andare tranquillamente. Ok. Mentre vabbè. Ok, 7000. Ok, no, mo dovrebbe andare tranquillamente. È proprio caduto tutto. È caduto, c'è stato forse un calo di connessione. La linea proprio non ha voluto, però solo per quanto riguarda lo streaming. Vabbè. Allora, a sto punto. Ole, ok. No ragazzi, la connessione a me c'era, era proprio internet lato MELD, non streamava. Vabbè, tutto a posto. Ho anche imparato di nuovo a legare i pacchi. Questo, ci abbiamo tutto. Possiamo andare. Allora, Marco, ci attende una nuova avventura. Dove possiamo andare? Che vuoi fare? Questa si va dopo. Dobbiamo andare di là. Consegna le leghe speciali 4,80. Questo qua. Allora, possiamo vedere se le divinità ci assistono. C'era la moto. No, qui non le posso fare, quello stavo vedendo. Però aspetta.
Io qua sono venuto con una moto. Dici Che ho trovato in giro. Sì, sì, sì. Forse c'è ancora la tua moto? Sam, non litigare con le cose. Prendo così. And when Allora, we fare enter un a new picco. existence, we can always build a sign of our own. Ah, lui poi in un dialogo mi ha detto lanciami perché non consumi batterie, non consumi... Uso il potere Wait, are you del mad at credere me, in Sam? te. Ah, non credi più in me, non ho capito. Forse perché siamo in No, una qua non zona si può dove fare, non si sì. può lanciare. Puttana, vado zitto. Vabbè, era bassino. Te l'hanno annullato, così. Forse è notte, non vuole andare, non so. Eccolo là il mezzo. Eccolo là. Eccolo là, fermi. Fermi. Ah, poi è successa una cosa strana prima. Fai? Stavo camminando, era apparso un animaletto. Ho detto che bello, vado a vederlo da vicino. Ma l'ho ucciso col mezzo. Il bimbo si è incazzato. Luke si è incazzato proprio il bimbo che abbiamo adesso. E abbiamo perso 100 punti. Ah. E gli animali sono rari, giustamente, in questo Ah, modo. ok. Allora, non mi devi uccidere, così. Allora, aspetta. Regolo che credo mi abbia minchiato un pochino tutto. Aspetta. Ok, 8 se il microfono, 7-4 la PS5. Ditemi come va. Allora, la moto. Tutto a posto col terremoto? Sì, L'altro giorno c'è stato e l'ho sentito, però pure io, ma è fortunatamente tranquillo, niente sì. di grave. Le zone nostre, Un diciamo, a pochino ho posto. tremato. Io stavo giocando a rematch, però sei cazzo che mi sono alzato quando è venuto il terremoto. La partita andava finita. Poi potevo pure morirci, ma Eccolo dovevo qua. segnare il Ah, ci gol, ho non l'ha creato fatto. proprio giusto sopra l'autostrada. Ok. A posto. Allora, noi dobbiamo andare di là. Allora, il moto dovrebbe essere... This river's rising, Sam. We mustn't underestimate the Ok, sta potential pure risks. arrivando il fiume. Non ti va preoccupare, benissimo. non vuoi. Potevi... E infatti l'ho finita quello la partita, non mi sono alzato. Ti ho detto, vabbè, tanto non succede niente. Quindi ho preso e ho finito il match. Anzi, il rematch. Ora passiamo per l'accampamento, no? No, ok, l'accampamento sta dall'altro lato. Ok. Comunque devo fare una petizione per togliere questo cazzo di pollice in su per aprire il menu. Non è possibile che questo me ne buono figli. E non è possibile. Ma c'ha l'anello smart. Ho capito, Ma nel ma non futuro si poteva aprono metterselo così su i un menu. altro dito. Ma Mica è colpa sua. vabbè. Un casino di pacchi da prendere qua. Beh, dai, quindi non mi è andata male. Dopo questa posso cavarmi. Era bella battuta quello. Era molto bello. Di qua comandante solitario, a lui piace la corsa. Porca pupazza. Preso proprio botta. No, ho preso proprio botta, fatti male. Aia. Allora, aspetta, andiamo piano. Beh, Questa non è la versione potenziata che avevo io con l'armatura. Questo sono andato più no, questo è il truzzo. Devo sempre stare attento a che prendo, ecco, tipo mo. Mira di colle fumo. Salve. Bartolini. Consegna. Ripristina struttura. Ripristinare le miniere. Visualizzi i materiali necessari per ripristinare questa struttura. Ok, non c'era nel primo. Quindi tu puoi sbloccare sti posti per farti il farming dei materiali. Buono. E quanto cazzo ancora c'è da costruire in sto gioco? Ok.
No, ci abbiamo 4,80. Vai tranquillo. Eh no, sta cosa è buona, che io mi feci un cuore così per fare le autostrade nel primo. Ah, ma E il qua samurai aspettando, il samurai non si è visto più. non si è visto Non si è più. Wow, voglio sapere. Il giorno in cui ti darà la quest per fare il samurai, tu me lo dici? Allora, Giannox, a livello di storia grossa non è successo niente, Ok. sto esplorando i No, no, ma dintorni. fai bene, fai bene. Che il samurai devo sapere anche io la lore. Che dopo quello che ha fatto io devo sapere chi è. Dopo aver fornito i materiali necessari avrà inizio l'attività estrattiva e verranno prodotti altri materiali. Così, ma perché mi metti le cose che a me piace fare nei giochi? Tutti in un unico gioco così? Ce ne ho 2830. Massimo ne puoi prendere 800 e ottengo 960 ceramica fissi? O devo aspettare il tempo? No, perché se me li dai subito 80 io qua vengo col furgone che poi No. si blocca proprio il mezzo è finita già, è finita. Produrrò autostrade per tutti, aspetta, devo attivare le altre Autostrade per miniere. l'Italia? Sì. Se ne carico. Allora. Metti questo sulla motocicletta. Ok. Però qui ci sono molti cristalli chirali. Però lì c'è un grodolo secondo me. Aspetta, fammi fare una cosa. Quindi io posso entrare qua dentro, non mi succede niente. Ok, ci sono le piante grosse. Cavolo da cazzo se ce ne sono di cristalli qui. Ferma aspetta, ferma aspetta, ferma aspetta. Secondo che più avanti lui pare che il samurai sia Piero Chiambretti. Non credo però, Non Guarda, proprio so, difficile questa sta cosa. non credo. Ma semplicemente che è più alto di Chiambretti. Oh, che cazzo è pieno di materiali e di cristalli. Allora, la base del governo ci dobbiamo riandare. Allora, Sam, tu prendi tutto, fai il modello persona. Tu prendi tutto. Poi dopo parliamo a cosa ci serve e come ci serve. Sì, certo. Sì, sto andando a prenderlo. No, ci sto andando. Ci vado, Se c'era qualche altra cosa in giro, sì, ma così no. Allora, uno sgrondellone grosso super più. Carissimo, io ti ringrazio del mezzo perché ci sei stato molto utile. Bella tua stanza privata. Dai, così mi ha aggiunto le miniere. Facciamo così. La vediamo la cutscene. La vediamo la cutscene. Poi c'è tutto questo ancora da esplorare un giorno, chissà, lo vedremo. Non mi posso proprio azzardare ad andare di là in questo momento. Troppo pericoloso. Madonna, Mike, buongiornoschi. Allora, andiamo di qua. Sì, vabbè, aspetta, fermo, vieni qua. Prendi pure questo sempre. Ma aspetta un attimo che forse qua possiamo già fare una bella cosa. Aspetta un attimino, Sam. Sam porta il brivio, aspetta un attimo. Altra autostrada, riusciamo a fare qualcosina? Allora. 210 cristalli chirali. E li possiamo mettere tranquillamente e li rimettiamo tutti noi. Ceramica. E l'abbiamo riempito tutto. Se qualcuno passa e mette solo i metallici abbiamo un altro blocco di strada. Non li vado a prendere e li porto io, tanto col mezzo e via.
Il lavoro comune è di ripristinare le strade. La quantità di materiali forniti per la riparazione di una strada viene condivisa tra te e altri giocatori. Collaborate per riparare la rete stradale e riportarla al suo antico splendore. Cosa che avverrà quanto prima, perché nel momento che mandiamo in una base, andiamo in 200. Se domani mi va bene con il lavoro e mi libero e riesco a fare più di un'ora e quant'altro, si fa il progetto riparazione autostrada. Ci mettiamo a fare solo quelle e ci muoviamo molto più liberamente. Oh, la puttana bella! Beh, tanto sui materiali, quindi una volta che li porto non ci stanno problemi. Piccola foldata. Però a sto punto, visto che sono scarico, non c'ho niente addosso, intorno ci dovevano essere gli sbroderini. Siete ancora a terra? Ok. Pure a te succede, capita, salti, poi ti trovi il burrone e cadi giù senza che te ne rendi conto. Allora, questo è l'accampamento dei briganti che ho liberato prima. Io avevo lasciato tutte queste cose qua. A sto punto Sam ruba tutto. C'è anche qualche pacco per qualcuno che stanno sul lato. Pacco per te. No, però ci sono 200 metalli. Quanti ne servivano lì? Che male non sono, se ci pensi, 200 Allora, metalli. Sam. Allora, tu prendi tutto questo. Ceramica. Cosa la ceramica? Che tanto ci abbiamo. Metti a te di questo, così non li consumiamo. Ah, aspetta, così andiamo più tranquilli. Aspetta, scarica zaino. Scarica zaino, tanto zaino non cade perché gravità, futuro, cose. Prende corda, metti corda. A posto. Nostro zaino e via verso nuove avventure. Allora Sam, togli la corda dalle mani e a sto punto andiamo a riparare già l'autostrada là. Comunque belli, io vado che sono cotto. Notte a tutti. Buonanotte Regens. Allora aspetta, dobbiamo risalire di qua. Ed era questo qua. Sono 600. Ok, ricordavo male, ma i 400 più 200 che abbiamo preso ci entrano proprio giusto. Aspetta. Vedi. Ce li ho tutte e due. Metalli 600. Ma posso sì, pure che ne perdo qualcuno. Queste autostrade per l'Italia, sì, autostrade per l'Australia. Anche. Sam, piano Sam, dove vai? Allora, saliamo un pochino di qua. Ma buttare tutto dentro a sto punto. C'è un po' di sangue nel volto, hai preso urto e ti sei un po'... Spero che ci siano le riconsegne delle pizze come nel primo, Ah, la pizza, missioni a tempo da fare che poi le portavi al nemico finale del gioco in incognito. Sì, bello. Ok, questa adesso a posto. Questa qui già è stata costruita. Di qua c'è la base del governo e non ci sono altri pezzi di autostrada da fare. Ok, ma adesso così ci possiamo muovere da qui a qui molto più velocemente. Allora, a sto punto, Kojima Town. E sulle autostrade le moto ricaricano la loro energia. Ok, era questo. Sam, dai. Col potenziamento delle autostrade che poi col tempo si usurano e c'è bisogno di fargli comunque un po' di manutenzione.
Ok, al momento non ce l'ho neanche il potenziamento. Ok. Ok, va bene. Allora, si prende autostrada. E dobbiamo andare alla Botomare. Facciamo vederci giusto un casino che succede. Allora, se si deve fare una doccia. Perché fa schifo. Perché fa schifo? Poi, oh, visto che stiamo andando all'osservatorio, aspetta. L'osservatorio ha dato l'esoscheletro. Quindi magari il livello 2, livello 3, esoscheletro potenziato già adesso non sarebbe male. Tanto per l'osservatorio. Osservatorio, aspetta. Aspetta che ti portiamo un paio di cose, aspetta. No, non devo andare contro i pacchi perché no, giustamente si rompono. Osservatorio, stai per salire molto di livello. Guarda, viario del vecchio. Che cos'è? Ah, ok, si è alzato all'improvviso, mi sono un attimo preoccupato. Ok, questa è una quest secondaria. Sì, perché c'è una moto, qualcuno che ha provato a fare qualcosa. Qui questo è per la base. Possiamo andare a prendere. Siamo nel deserto. Fornisce assistenza di emergenza riparando le strade per evitare il flood. Ok. Quindi giustamente nelle zone difficili ogni tanto mi sta dicendo il gioco che accadono terremoti in varie zone. Io metto una... Oh, brutta scena, Gianmarco. Brutta scena. Io mo tolgo pausa e ci rompiamo sulle rocce. No, evitato, vaffanculo. Allora. Prendiamo l'osservatorio là, quei due indietro. Non ho allungato già pure l'autostrada fino a qui. Bravi ragazzi. Ah no, questo è quello che siamo venuti a fare prima, ok. No, allora a questo punto aspetta, così. Vabbè. Vediamo tutta sta roba all'osservatorio. Anche il consumo della vita di usare se devi coprire distanze molto lunghe. C'è l'usura della batteria adesso. Oh no. Ah no, aspetta, l'usura normale sì, credevo più una cosa del tipo più a lungo lo fai, meno ti dura la batteria in generale. Quindi i veicoli non possono entrare qua. Lo consegniamo queste cose qua. E almeno so punti. Allora, che ne pensi? C'è un problema con i mezzi, è da poco che li porto. Yeah. Dai. Oh, grazie mille. No, gentilissimo. Ok. Ma eri in giro qua per strada, non lo so. mi trovavo. Allora, livello 2, che me dai? Assorbitore di scariche elettriche, un dispositivo che riduce la quantità di danni subiti dagli attacchi elettrici. L'energia degli attacchi in arrivo viene assorbita e utilizzata per ricaricare la batteria di sempre. Ah, e l'esoscheletro ci protegge anche dagli attacchi nemici e dagli spari, creando una sorta di campo di forza che consuma batterie. Possiamo fare gli aggiornamenti. Aggiornamento della banda chirale. Ok. Fare autostrade ha dato tanti punti altruismo. Ok. Finestra temporale dei mi piace estesa. Aggiornamento APAS. Generatore cronopioggia. Usa la cronopioggia per ricaricare la batteria di sempre. Ah, aspetta. Ehi.
Ehi, Aspetta, questa è una aspetta un variante. attimo, aspetta un attimo. Questo si deve attivare subito. Avviso di inondazione. Fornisce un avviso quando si cerca di costruire una struttura in zone soggette a inondazioni. Buono. Buono. Usiamo la cronopioggia per ricaricarci, così come quando entriamo in acqua si ricarica la borraccia. Visto che mo abbiamo già l'esoscheletro che ci consuma un sacco di batteria e io uso la batteria a merda con l'esoscheletro, in zone difficili con la pioggia va bene l'usura dei pacchi, ma con un eventuale esoscheletro per la corsa, che puoi correre un bel po' e toglierti da certe zone il più velocemente possibile, o comunque continuare ad andare avanti meglio, quello ve lo devo attivare. When operational, the mines can provide us with a steady Guarda, supply io of ti natural ringrazio per le resources. miniere. And with raw materials like Siamo ancora all'inizio della seconda, ma c'è ancora tutta l'isola da C'è un bel po' da esplorare. fare, sì, così. Quante cazzo di cose... Nel primo Death Stranding ogni posto nuovo dove andavi era qualcosa di nuovo. Quindi io mo qua davvero ho paura che ci sono non 80 posti come il primo, ma 200. 200 E sono tutte... No, a posto. Mi basta questo fino a Natale a me. Io sto a posto con la coscienza. From what I understand, the rail network was pretty extensive before the Death Stranding. No, ve lo dico a tutte le persone che si avvicinano al canale, che vi piaccia oppure no, che vi annoi oppure no, io questo aspettavo, questo sto usando questo è il mio messia, il mio corriere, che poi ho avuto problemi col corriere per farmelo arrivare, questa poi è comica, la ciliegina Anche sulla del tosta. taglio caratteriale. Devo personalizzarmi di più lo zaino eccetera, ok, tutto perché così almeno riusciamo ad andare a vedere la cutscene. Allora, non prendo niente qui. Il problema è che il loop di gameplay è ok. Quando giocavo da solo, arrivo qui, poso tutto, spengo, però poi arrivi nella zona, si attivano altre missioni. Là ti piace? Ok, però c'è un'altra consegna da fare qua vicino. Ok, però poi da non qua li trovo. Poi prendi, sono passate 4-5 ore e tu proprio te ne Vabbè, prendi però troppo. te le sei godute, cioè, sono state belle ore. Ma io non lo so, ma mi piace, quindi va bene. Ognuno ha i suoi cazzo Bene. di gusti, cioè. No, perché da come ho capito di sto gioco, anche quando ne ho parlato con alcune persone, manco avessi detto mi piace La cazzo. Guarda, devo fare la battuta a sto punto all'ultimo Dragoneggio. Ehi. Con quello che abbiamo visto. Ehi, attenzione, non invadiamo. No, ma per amore di Dio, ma ci mancherebbe. Ma non scherziamo. Non facciamo i birichini. Allora, facciamo così, facciamo così. Già qualcosina ce l'hanno. Allora ragazzi, guarda. Allora, questi qua ce li teniamo. Questi qua ci servono. Diamo questo, questo e tutti questi. Le sacche di sangue sono piene. Questo li diamo, questo ce lo teniamo perché è ancora nuovo. E questo diamo tutto agli altri giocatori. Noi ci mettiamo qui e ci facciamo un po' di sistemazione, visto che cutscene di gioco, possibile fight, cazzo che succede, quindi nel dubbio abbiamo sbloccato la pistola a granate. Questa potrebbe essere Facciamo una pistola a granate che fa sempre bene al corpo e allo spirito. Due di questi, uno scarpone da trekking perché uno già ce l'abbiamo, granate MF, anche una bomba a mano progettata utilizzando la tecnologia MF. Si può riporre in una borsa delle granate. Allora facciamo. No, questo non lo possiamo fare. Neanche. No, aspetta, un po' di resina. Aspetta un attimo. Allora, cristalli chirali, visto che questa è la nostra base, qua pulliamola così siamo sempre disponibili. Poi iniziamo a caricarci tutto sulla nave. Tanto gli altri posti sono momentanei, ma qui il 90% delle volte ci verremo sempre perché
si ferma comunque vicino alle zone dove stai, quindi per sicurezza metti pure questo, vai proprio tranquillo. Allora, fabbricazione, abbiamo detto uno scarpone da trackings, 2 fucili d'assalto, un pistola a granate, una granata MF che poi dovrebbero essere 5 credo da lanciare, 5, e mi sono fatto anche la borsa per portarne di più, una granata di sangue e non guasta mai. Allora, scarponi li indossiamo, tutto questo ce lo mettiamo nello zaino. Allora, sempre giusta carico. Sembra, giusta carico, hai fatto sparire il carico. Dove sono andate a finire le cose? Sembra che Sembra, cazzo che cazzo fa? hai combinato, scusami? Sembra porca puttana. Ah, lo zio Sam è intelligente, porca la miseria. Sì. Se le ha messe tutte addosso. Ah. Guarda come è tutto settato tattico. Sam, scusaci. È vero, non stiamo parlando con Perdonami, madre. Ho fatto Kojima. Kojima fa raramente ci sono pure, però Kojima. Lascia stare idea Maestro, chiediamo venia. Sì, è molto smart. E fortunatamente non ricordo sta cosa nel primo o io non l'ho mai trovata. Sta andando a morte. Ah, ok, si è parcheggiata da sola. Però qui c'è proprio lo shortino per velocemente ordinare tutto. Cosa che io facevo manualmente ogni singola volta, ogni tanto. Allora, Lu finto lo mettiamo lì. Fake Lu. Allora, Sam, cosa ti sogni stavolta? Ho finito il gioco, Gianmarco. Ah, ecco, no, Immagini che... Amelia, che cosa vuoi tu? Tu finita? No. Ok. E questa è la fine del primo Dead Stranding. Un blocco del finale di Dead Stranding. Questo è un gioco di Kojima, alla fine non c'è l'happy ending, dissero tutti che il cazzo c'è. Arrivando alla fine il cazzo arriva. Arriva sempre il cazzo lì. Perché tu stai avendo questi sogni e vedi in continuazione lei, che non dovrebbe esistere più, più o meno. Sam, Tarman here. I'd like to brief you on this next order of yours. Once you're ready to Ok. head out, access the delivery terminal on the DHV Magellan to Colpa proceed. della crocca. No, è colpa di entità o cose che hanno lanciato qualcosa sulla Terra e si è creato questo universo dove succedono sti cazzi. Finora non mi hanno mai fatto trasportare droga in Dead Stranding. Non so se poi sono Non riusciti ancora. a ricoltivarla perché il mondo sta un attimino messo male su alcune cose. Diciamo che tu vivi in città o in bunker fatti in un certo modo e da lì non puoi andare in giro. Chi sei tu, mo? Fammi vedere un po', perché fammi capire qualcosa. Come nel primo, scene a cazzo che non ti fanno capire niente e poi acquisisce un senso. E c'ha un simbolo sulla mano ancora. Are you all right, Sam? What was that just now? Did something happen? Che cazzarola stiamo vedendo, mo? Cosa Gradol stai facendo? Allora, a livello di missione di storia vedo solo cose spegniamo perché siamo in perfetto orario. Allora, questa è la missione di storia principale da portare About the avanti. next site we wanted you to bring online with the cube. It c'è un seems problemino. we have a little. Quando mai no? The tar currents nearby have grown unstable. Under these conditions, it's unlikely we'll be able to establish a chiral network Che connection. dobbiamo fare prima? Our scans have identified a potential cause.
an unknown device located within a brigand outpost to the north of West Fort Knott. Ok, vai ai briganti e poi... But Ok. we need you to destroy it. When you're ready, Già siamo take on equipaggiati. this main order to proceed. The client in this case is the musician. I Il can't musicista. wait to hear what he has to Ok. share with the network. Don't let us down, Wow, Sam. musicista, mi devi dare solo il lettore musicale per le colonne sonore e poi siamo a posto. Allora, accetta ordini. Ok, è sulla strada ed è già dove pure arriva l'autostrada che abbiamo fatto prima. Sempre autostrade per l'Italia. Quindi io domani l'accetto, vado qui, cerco di rompere l'oro e di non farmi rompere a me a sto punto. A mia volta. E poi dopo dovremmo arrivare alla prima città grossa qui e capire un attimino che succede. Abbiamo visto il lato sinistro della mappa. E poi c'è il musicista qui, attenzione, bivio. Ah no, aspetta. Sto un attimo facendo prendere la mano, la missione è semplice. Brigante, oggetto per il musicista, e si va prima dal musicista che abita sul pizzo di montagna. Eccolo qua. Va bene, domani conosceremo un attimino il musicista e capiremo un attimo com'è la situazione. Allora, ho avuto 100 mi piace, grazie mille. E sono sempre graditi. Ok, uno dei ragazzi a cui prima abbiamo mandato un oggetto ci ha ringraziato. Collabori in sto gioco? Senza fare cazzi e dare una mano Nell'amicizia. a tutti, tranquillamente. Nella pura Allora, amicizia. ragazzuoli belli, buonanotte a tutti, ci vediamo domani, vi faccio sapere un pochettino come butto la situazione. Di sicuro dalle 21:15, massimo 30 con persona. Se riesco prima mi ci butto su Dead Stranding già nel pomeriggio, c'è sta possibilità. Quindi nel frattempo, buenas noches. Buonanotte.今日もみんな見てくれてありがとう。笑顔で終わろうこの時間。明日もまた会えるよ期待して。